Con l'impennata dei contagi si moltiplicano le disdette tra gli albergatori veneziani e veneti, pesante il bilancio per Capodanno, specie in montagna, con cenoni e prenotazioni che registrano disdette fino al 50%. La situazione si complica, abbiamo anche molte disdette, devo dire che la montagna un po' sta tenendo rispetto alle città d'arte, anche se anche qui le disdette sono tante e il clima di incertezza è notevole e ci preoccupa. La Regione parte attiva nel chiedere risarcimenti e rimborsi per una crisi del turismo su cui pesa la scure di Omicron. Quindi noi chiediamo subito al governo che ci siano incentivi e ristori importanti, anche perché vedete, cancellare all'ultimo minuto è molto difficoltoso, perché gli albergatori sono partiti, si sono organizzati, hanno trovato reperito personale, che tra l'altro non era facile farlo in questo momento di difficoltà e di incertezza, perché sappiamo che molti di loro hanno avuto problemi ad avere personale, ad aprire le strutture, a riscaldare gli hotel, e ora trovarsi con magari il 50% delle disdette non è facile. Prima regione d'Italia per turismo, nel 2019, ovvero in era pre-Covid, il Veneto registrava ben 72 milioni di presenze turistiche annue per 18 miliardi di fatturato, cui contribuiva il 23% dei turisti di nazionalità tedesca. Gli stessi che in questi giorni stanno dando disdetta anche da noi, nelle nostre località di montagna, dopo aver precedentemente spostato le proprie mete vacanziere dall'Austria lungo la perla delle Dolomiti per evitare la quarantena al rientro. Per noi è anche un mercato molto importante, oltre a essere degli amici che da tanto tempo ormai vengono nel nostro territorio, ormai hanno consolidato un rapporto appunto di amicizia con gli stessi albergatori, e per noi è un mercato fondamentale. Capodanno che si preannuncia essere all'insegna del rigore. Festeggiare, anche perché dobbiamo festeggiare a un passaggio del 2022 che speriamo essere finalmente migliori del 2021, ma farlo con sobrietà.